Siamo con Niti e Mirko, rispettivamente presidente e vicepresidente della consulta giovanile di San Bonifacio a Verona. Allora Niti, raccontaci la tua esperienza, di cosa vi state occupando e naturalmente in particolare riguardo ai temi di demotopia e di democrazia digitale, se così la possiamo chiamare. Dunque, per quanto riguarda la consulta giovanile di San Bonifacio, allora i progetti inerenti proprio a Demotopia e al convegno che si sta tenendo oggi, nello specifico siamo più qui in veste partecipativa e soprattutto anche per il fatto che siamo stati chiamati per aver partecipato anche al focus a 360 gradi che abbiamo fatto a Padova. Quindi se possiamo dire siamo qui in una veste in diretta più che altro, anche per capire e comprendere, confrontarci in che termini poi nella nostra realtà locale possiamo contribuire a un progetto di così vasto sistema come è appunto Demotopia. Quindi se mi chiedi proprio nello specifico il progetto all'interno di questa realtà, per il momento siamo in una fase più di requisizione di informazioni per poi poter attivare in una seconda fase una progettazione più attiva. Allora, guarda, risolviamo il problema e ti faccio subito una domanda più specifica. Fammi un esempio concreto di quello che state facendo utilizzando internet per i giovani di San Bonifacio. Allora, per quanto riguarda l'utilizzo invece di internet, noi progetto abbiamo ovviamente il nostro sito, quindi abbiamo, certo, allora è www.consultagiovanilesb.it e questo. Adesso ti rubo un attimo la parola, io sono Mirko Visentin, vicepresidente e mi occupo del progetto di un portale, di dare la possibilità ai giovani, alle aziende e alle associazioni del nostro comune e speriamo anche al comune stesso di dare una possibilità di comunicarsi, di crearsi una rete. L'idea adesso è partita poco prima che abbiamo avuto l'intervista da Demotopia, dunque che anche altro in giro per il territorio. Sì. Niente, che abbiamo scoperto che anche il territorio si sta muovendo per la comunicazione sul web. Noi abbiamo il sito, abbiamo Facebook, abbiamo un blog che cerchiamo comunque di comunicare con i giovani. Esatto. Sapete che ho parlato prima con un ragazzo che si occupa del portale di Marca della provincia di Treviso, per cui potete in qualche modo prendere ispirazione, prendere spunto da questa esperienza. È più o meno questo quello che volete fare? Sì, più o meno è questo. La realizzazione soprattutto è l'idea di comunicare fra le associazioni, perché siccome nel nostro comune ci sono molte associazioni, il nostro problema è proprio magari che c'è una sovrapposizione di eventi direttamente, allora magari con la creazione di calendari o proprio la diretta comunicazione, c'è difficoltà di incontrarsi, incontriamoci sulla rete, parliamo sulla rete e dunque di fare questo portale con queste associazioni, dare possibilità alle aziende di comunicare alle associazioni di dire guarda ci voglio essere magari a questo evento senza dover incontrare la persona, dunque un servizio immediato, dare la possibilità alle associazioni di avere un regolamento, grazie al comune una comunicazione, dunque mi servono certi documenti per l'utilizzo del suolo pubblico, avere subito la diretta comunicazione col comune senza magari andare là direttamente, dunque anche la possibilità di farlo anche nei giorni che il comune non è attivo. E dare una possibilità ai ragazzi di partecipare a una community, a un forum che ci sono già siti già utilizzati e avere la possibilità magari per ricerche del lavoro, grazie alle aziende se vogliono fare questo intervento, a conoscere le associazioni, perché c'è questo portale di tutte le associazioni, e di intervenire per progetti e tutto quanto, perché abbiamo l'idea del tesseramento, dunque di avere la possibilità del ragazzo di guadagnare dei punti, più si attiva e più guadagna punti. E dunque magari con dei premi o dei servizi. Con degli incentivi quindi che possano coinvolgere i giovani. Per cui la vostra esperienza personale mi fa venire subito in mente il fatto che voi possiate essere considerati cittadini digitali, quindi come giovani poi è uno spunto ancora più positivo. Ma qual è la vostra idea di demotopia? Di democrazia attraverso la tecnologia? Un pensiero breve, insomma un piccolo pensiero su questo.
Dunque, per quanto ovviamente qui porto la mia opinione personale, esattamente, per quello che sto imparando o comunque sentendo anche qui Demotopia come democrazia digitale, credo che sia uno strumento di partecipazione che viene offerta ai cittadini e quindi io lo vedo proprio in una veste di possibilità di uno spazio di comunicazione che viene offerto ai cittadini, in particolar modo sì, esatto, una occasione preziosa. Io però tengo anche a ribadire che oltre, come ho anche fatto prima presente all'interno del convegno, questo deve essere uno strumento, perché comunque credo che sia importante in parallelo tenere presente anche una democrazia attiva nel territorio, con la realtà, quindi confrontandosi direttamente con le esigenze che il territorio pone, con l'amministrazione, ed è quello che noi come consulta giovanile facciamo quando entriamo in stretta relazione con ovviamente l'amministrazione. Quindi penso che sia un ottimo strumento e quindi un'occasione. Dall'altra deve essere in connubio con quella che è la responsabilità di partecipazione attiva nel territorio. Secondo me quello che stai dicendo tu mette in luce come la comunicazione online e digitale in qualche modo debba servire per favorire, implementare quella reale, quella insomma vis-à-vis, se così possiamo chiamarla. Tu invece Mirko cosa pensi? Stessa medesima idea, che proprio deve essere una cosa parallela alla vita democratica, sociale già presente, che non deve essere, vado solo su internet e rimango chiuso e sì, posso partecipare, ma oltre a quello su internet ci vuole anche la vita reale ogni giorno. Insomma, che vadano a braccetto. Infatti parlavo di connubio tra lo strumento internet e la partecipazione responsabile. La scelta lessicale migliore che potessi fare, e adesso non vorrei fare come Striscia la notizia, però mi viene la curiosità di dirvi, torneremo a chiedervi tra un po' di tempo come va, cioè nel senso per vedere il progresso di questo portale della consulta. Siete d'accordo? Sì, volentieri, anche perché ovviamente adesso siamo in fase di progettazione ed è chiaro che è necessario poi anche avere un riscontro su quello che è poi l'attivazione, quindi da parte nostra ci sarà sicuramente la disponibilità a rivedere. Mi invitate? Certo, ci prendiamo i contatti e volentieri. Però prima ci siamo conosciuti realmente, quindi grazie ragazzi, buon lavoro.